Dobbiamo difendere la posizione reddituale dei pensionati perché abbiamo bisogno che le persone siano maggiormente tutelate. Pensiamo al fatto che le pensioni minime questo governo le ha aumentate di 3 euro al mese, dico 3 euro al mese. Per questo, ma anche per la questione della non autosufficienza, in Veneto si stimano circa 330.000 ultra 65 anni non autosufficienti, il fisco, il lavoro precario, martedì 29 ottobre lo SPI-CGIL scenderà in piazza. Le elaborazioni effettuate dal sindacato sui dati Istat disegnano infatti un quadro preoccupante perché confermano l'impossibilità per gli anziani di tutelare il proprio potere d'acquisto. Di fatto i rincari hanno costretto gli over 65enne veneti a sborsare nel 2022 circa 1.400 euro in più rispetto al 2021 e nel 2023 poco meno di 750 euro in più rispetto all'anno precedente. In media oltre 185 euro al mese che neppure la rivalutazione riesce a coprire. Sempre più persone infatti sono costrette a rinunciare alle cure sanitarie o chi ha qualche risparmio da parte ricorrere al privato. Quello che noi ci aspettavamo, così come tanti altri, è che questo diventasse davvero una priorità per questo governo e ci fosse un finanziamento adeguato per il Servizio Sanitario Nazionale e ci fosse anche un piano di assunzione per quanto riguarda il personale. La cosa non avviene. Sulle assunzioni anche le notizie di stamattina parlano di assunzioni nel 2026, ma le emergenze che abbiamo oggi dobbiamo affrontarle e dobbiamo renderci conto che questo è un tema fondamentale, così come dall'altro è un tema sempre più importante quello relativo alla non autosufficienza. Sempre più anziani poi sono costretti a chiedere prestiti e non solo. Purtroppo tanta gente in questo periodo, in questi anni, si è indebitata, quindi ha ricorso a banche, finanziarie per prestiti anche di piccole cifre per sopperire anche a dei momenti così improvvisi come ad esempio il cambio anche di un elettrodomestico non avendo le disponibilità. Purtroppo qualcuno per entrare in casa di riposo ha anche ricorso, e questo sempre più frequentemente, o i figli lo fanno fare, alla vendita della nuda proprietà della propria abitazione. Ecco, questo è veramente preoccupante.